L'atletica della vostra regione è un esempio per tutta Italia. Questo è stato il concetto che Franco Arese, gloria del mezzofondo italiano e attuale presidente nazionale della FIDAL, ha espresso aprendo la festa che si è tenuta all'Auditorium di Gorizia per la premiazione dei migliori atleti, giudici e dirigenti del Friuli Venezia Giulia. A premiare i gioielli dell'atletica del Friuli Venezia Giulia il presidente italiano Arese. In una riunione che abbiamo visto ha tenuto con i massimi esponenti sportivi, politici e regionali, si parlava, vedevo, della differenza di atletica di una volta e di adesso, giovanissimi che fanno tempi strepitosi. Cosa sta succedendo? C'è un'evoluzione, Presidente? Ma l'atletica di una volta era l'atletica dei tempi miei, quindi la società era diversa, la motivazione era diversa, il modo di vivere era diverso, il modo di sacrificarsi è diverso. Oggi il mondo vive un'altra realtà, più complicata, più difficile, c'è meno propensione al sacrificio, però io dico che bisogna che torniamo un po' indietro, ma non noi lo sport in generale, perché sappiamo benissimo come sta andando tutto il paese, come sta andando la situazione finanziaria, tutto il mondo, e bisogna che ci facciamo un attimo, ci fermiamo un attimo, riflettiamo che bisogna tornare a certe valutazioni di più, come dire, attitudine a voler fare, al sacrificio, all'impegno, ecco. Senza dire che oggi è sbagliato, però il mondo oggi sta cambiando e noi dobbiamo capire che questo cambiamento deve coinvolgere anche lo sport. La società, l'Italia in questo caso ha sempre espresso grandi talenti, ma ultimamente io adopero sempre questo, non c'è molta fame in questo caso. Potrebbe darsi che tornando con un po' di fame, di voglia, si riesca a ritornare a certi livelli come ai suoi tempi? Ma questa è la mia teoria. Io dico che la necessità fa fare le scelte. E questo potrebbe essere un momento di necessità, di cambiamento di mentalità, non solo nella vita sociale, perché oggi bisogna risparmiare, perché se non si risparmia non ci si sbà. E lo stesso essere per lo sport. Noi poi, essendo uno sport particolare di impegno, non vorrei neanche dire di fatica, perché uno quando lo fa volentieri non è neanche una fatica, però di impegno. Perché ci sono quei giovani che hanno voglia di impegnarsi, dobbiamo anche noi, la struttura, tutti insieme aiutarli a crescere. Bisogna accettarlo questo cambiamento, e c'è, e bisogna accettarlo. Lo troviamo in giro qualche altro Arese? Ma adesso diciamo che bisogna essere realisti, oggi gareggiare con gli africani nel mezzofondo e nel fondo è tremendamente difficile. Però io sono della teoria che fino dagli 800 ai 1500 si può ancora competere, dopo veramente dura. Bisogna, come dicevo prima, capire che bisogna fare certe scelte, perché io ai tempi miei in inglese i Coe, gli Ovet e i Cram non sono mica più deboli non erano mica più deboli degli africani di oggi. Tutto il mondo deve fare delle scelte, l'Europa in particolare, e anche noi, ripeto, torno a ridire sempre le stesse cose, di più impegno, di più attenzione, di più volontà, e il mondo ci deve insegnare e ci sta insegnando che bisogna percorrere quella strada. A trovare Arese è venuto anche Venanzio Ortis, nome che illustra di questa regione che ha dato dei buoni atleti alla nazionale italiana. Ma io se parlo dei tempi miei, da Vecchiato a Del Forno, dei grandi tecnici, Anzil, Zanon, Colle, degli anni miei, e oggi continua a esprimere dei grandi campioni. Abbiamo la saltatrice con l'asta, la Giordano Bruno, che è un esempio, perché Giordano Bruno è una ragazza che si è laureata, che lavora e ha fatto il record italiano e credo che andrà alle Olimpiadi. Quindi ecco, questo è un esempio di quello che dicevamo prima. Qui sono nate poi la Trost, che è la grande aspettativa nostra del salto in alto. Continua qui a essere una grande tradizione di atleti e di atlete. Io dico che il messaggio questa volta lo vogliamo ricevere da questa terra, che è un messaggio di carattere duri, forte, di voglia di arrivare. Ecco, questa è il Friuli è veramente una regione dove il carattere è forte e determinato, e siete persone che avete voglia nella vita di arrivare. L'assessore De Anna ha una cerimonia di premiazione di atleti. L'atletica ultimamente come la vediamo, Assessore? Beh, l'atletica è il mio primo amore, io vengo dall'atletica prima di aver incontrato il rugby a 20 anni nella mia carriera. È una disciplina fondamentalmente individuale, anche se si cerca di dare una veste di gioco di squadra,
che nell'ambito dello sport in generale costringe l'atleta a misurarsi prima ancora che con gli altri con se stesso. L'allenamento, la dedizione, il sacrificio sono sempre sforzi prettamente individuali, però ha anche un grande appeal, un grande fascino, perché è una delle discipline sportive che si pratica più nell'ambito scolastico e poi rappresenta secondo me il fascino legato all'Olimpiade. L'Olimpiade è fondamentalmente, tutti aspettano gli sport, ma l'atletica leggera in particolare. La nostra regione ha due centri, a mio parere, che la fanno risaltare nell'atletica: Lignano con i giamaicani che vengono ad allenarsi e Pistorius a Gemona. Sì, sotto questo aspetto lo sport ha due grandi capacità verso il mondo dell'atleta disabile. Il primo cerca l'integrazione di quelli che per tanti anni magari sono stati confinati in una stanza a guardare il soffitto, e quindi crea, oltre che coesione, capacità di integrazione, non inclusione, proprio integrazione. D'altra parte Pistorius è un atleta disabile che invece non si accontenta di gareggiare con i suoi pari, ma vuole gareggiare, pur nella sua disabilità, con gli atleti normali. Lo abbiamo visto a Larignano, dove appunto è riuscito a ottenere un tempo fantastico, 45.04 nei 400 metri piani, che gli è valso poi il limite per andare ai campionati del mondo e all'Olimpiade, e ha scelto proprio per andare a Londra come terreno e luogo di allenamento Gemona. Quindi avremo, come ha detto lei, a Lignano tutti questi giamaicani che ormai vivono nella città del turismo sportivo, e Gemona, dove Pistorius con i sudafricani, e questa è un'anteprima che le do, verranno qui anche i giovani sudafricani, quegli juniores, si alleneranno a Gemona dai primi di luglio o fine giugno fino alla prima settimana di luglio, per poi andare a Barcellona, dove ci saranno i campionati del mondo. Stiamo lavorando, da qui il meeting con Arese, per mettere in piedi, se possibile, un incontro tra l'Italia e il Sudafrica, anche se non ufficiale, con la Formula Meeting. Speriamo che vada in porto. L'atletica è uno sport di grande sacrificio, ultimamente i ragazzi forse non ne hanno molto, però un certo Venanzio Ortis qualche risultato l'ha raggiunto, vero Ortis? Com'era l'atletica quella volta e come dovrebbe essere adesso per ritornare ai vostri tempi, Arese, Ortis, eccetera? Ma l'atletica è uno sport abbastanza individuale, dico abbastanza perché ha comunque delle sfaccettature anche societarie. Oggi infatti siamo qua a premiare le società e gli atleti. È uno sport che esalta le qualità fisiche e pertanto l'impegno è di tutti i soggetti di prodigarsi per i risultati. Per usare un termine che ho usato col Presidente Arese, non c'è molta fame di risultati, di darsi da fare? Ma questo è un momento un po' così, la nostra società è una società opulenta e in questo senso ha pochi stimoli, diciamo, no? I ragazzi poi sono divisi, sono frastornati da 50.000 proposte, e quindi il momento storico è questo. Tuttavia io dico sempre l'elemento base importante è la passione e l'obiettivo il risultato. Nell'intervista il Presidente Arese l'ha nominato come una delle sue atlete preferite. Alessia Trost, pordenonese, salto in alto, una delle promesse non solo a livello italiano. Questa premiazione come ti è sembrata? Insomma, è una premiazione che arriva alla fine di un anno atletico che in qualsiasi caso ha richiesto del lavoro, quindi la premiazione è sempre gratificante e trovarsi tutti insieme è sempre un'occasione piacevole. Avere anche il Presidente Arese che ti dà la pacca sulla spalla, anche perché si vede che ci crede in te. È una responsabilità, però allo stesso tempo è quello sguardo da vecchio atleta che ti dice lavora, allenati, ce la fai. Come hai cominciato a saltare? Ti hanno portato o è stato un caso? Io ho iniziato atletica con il mio babbo che correva, lui mi ha portato al campo, dopodiché lì ho trovato il mio allenatore, anzi quello che adesso è il mio allenatore, Gianfranco. Lui è specialista del salto in alto, io sono alta e il salto in alto mi piaceva, quindi non potevo che finire lì. Quanto sei alta? 1,88. E le tue misure per quest'anno cosa hai fatto? Quest'anno ho fatto 1,91 e con un po' di rammarico e un po' di sfortuna anche quell'1,93 che speravamo non è arrivato, però insomma si lavora per la stagione estiva. Appuntamento, diciamo, a cui miri quest'anno?
Campionati del mondo di Barcellona, campionati del mondo di categoria e insomma lì speriamo di fare bene la gara su cui abbiamo puntato la nostra preparazione quest'anno. Insomma, le Fiamme Gialle ti hanno accolto da poco e hanno delle belle possibilità, oltre che una ragazza carina, anche una specie di promessa, non altro, sei già una realtà dell'atletica italiana. Come ti trovi con le Fiamme Gialle? Con le Fiamme Gialle molto bene, mi hanno messo nelle condizioni di allenarmi nella maggior tranquillità possibile, insomma spero di non deludere loro e me stessa e speriamo. Bocca al lupo. Crepi. A 180 anni dalla costituzione del Monte di Pietà del Conte della Torre a Gorizia e nel ventennale d'attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, una grande mostra racconta la storia del Monte di Pietà di Gorizia e la doppia vita, in un tempo sospeso, degli oggetti personali di diverse generazioni vissute in terra isuntina. Ma è una mostra che va alle origini della Cassa di Risparmio e del Monte di Pietà, perché all'inizio il Monte di Pietà era l'istituzione più importante, mentre invece la Cassa di Risparmio era l'accessorio, esattamente l'inverso di quello che è diventato in seguito. Diciamo che voi in questo caso avete la sede nel Monte di Pietà di Goriziano. Ma in effetti sì, uno dei pregi, degli aspetti un po' particolari è proprio questo, che la mostra viene realizzata dove è nato il Monte di Pietà a Gorizia nel 1831. In questa mostra che cosa si troverà, che cosa vedranno i visitatori? Ma la mostra si compone di più sezioni. Una prima sezione ovviamente riguarda l'aspetto storico, quindi le origini del Monte di Pietà, ed è una mostra soprattutto documentale, quindi i documenti delle origini, i primi registri del Monte di Pietà, eccetera, eccetera. Poi però c'è anche l'aspetto che forse più così stimolante, più appagante, che è quello degli oggetti che venivano trattati al Monte di Pietà, in particolare i preziosi. Abbiamo ancora dei preziosi che sono stati effettivamente portati al Monte di Pietà e questi vengono messi in mostra insieme con altri preziosi più o meno dello stesso periodo e più o meno della stessa fattura che invece derivano da altre fonti. Prezzi di fabbrica Caramel 2012. Solo noi e voi, questo è il segreto per prezzi bassi, bassi, bassi. Tavolo 100% allungabile 380 euro. Camera completa modello Regina con armadio 6 ante, prezzo di fabbrica Caramel 2012 2.900 euro. Tavolo Castel in quercia di palleria fluviale 1.280 euro. Parete attrezzata Caramel 1.490 euro. Caramel, mobili moderni di qualità a prezzi di fabbrica. Cucina completa con posizione tipo 2.090 euro. Prezzi di fabbrica Caramel 2012. L'affare della tua vita. Mobili Caramel. A Noventa di Piave, uscita A4 Noventa San Donà, e a Meolo, lungo la Treviso Mare. Megavision, 8 grandi centri ottici. Mi scusi, ho un grande problema. Devo usare 2 occhiali per vedere da vicino e da lontano. Avete una soluzione? Certo, abbiamo le migliori marche di lenti progressive. Ora, per vedere bene da lontano e da vicino, basta un solo occhiale. E i prezzi? Tutti vantaggiosi, con sconti fino al 50% e 2 anni di garanzia. Da oggi non è più così. Li trovi a Reana, Fossalta, Gemona, Monfalcone, San Donà, Castelfranco, Cividale e Tolmezzo. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi.
Kermesse dei Cuochi si è spostata da Aviano a Monfalcone con Vittorio Brancanti. Dove volete arrivare? Qual è l'obiettivo di questa manifestazione dei cuochi sindaci? Beh, credo che siano due. Il primo, voglio dire, la Regione si sta spendendo molto per promuovere il nostro territorio, quindi attraverso la promozione del territorio promuovere il turismo. Beh, credo che, voglio dire, l'arte culinaria, i piatti, i vini del nostro territorio, credo che siano aspetti importanti e quindi l'OIAL ha voluto, diciamo, attraverso i sindaci promuovere proprio i piatti del territorio. L'altro motivo è che ovviamente noi abbiamo la scuola alberghiera, ci sono i ragazzi cuochi che stanno imparando il mestiere. Credo che questo connubio, quindi i sindaci che promuovono i loro piatti e i ragazzi cuochi che li aiutano a costruire questi piatti, credo che sia un fatto estremamente importante e mi pare che i risultati siano estremamente interessanti per la scuola ma anche per la promozione del territorio. Potremmo farla anche per gli ex sindaci? Ma se qualcuno è disponibile, ben volentieri. Domandiamo a Gabriele De Simone, che è il direttore della scuola alberghiera di Monfalcone, a cosa si stanno preparando dietro la porta alle nostre spalle. Dietro la porta alle nostre spalle abbiamo un gruppo di 5 sindaci che si sta cimentando nella, chiamiamola semifinale, del concorso ricetta del sindaco. Concorso organizzato dall'Unione Regionale dei Cuochi Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la scuola alberghiera IAL Friuli Venezia Giulia. Come si svolge? Si svolge, immaginiamo di coniugare la ricetta che un sindaco porta a un concorso, una ricetta che ha delle peculiarità di tradizione e di provenienza locale, con i ragazzi della scuola alberghiera che in qualche maniera supporteranno il sindaco. È come se il sindaco adottasse un ragazzo della scuola alberghiera e il ragazzo della scuola alberghiera adottasse il sindaco, quindi una coppia che in maniera sinergica lavora affinché in qualche maniera la ricetta che il sindaco propone possa essere quella valutata nella maniera migliore. Per quanto riguarda la scuola alberghiera è un percorso didattico quello che noi in qualche maniera abbiamo previsto, ossia lo studio di una ricetta di emanazione territoriale con prodotti tipici locali, che è un po' quello che interessa poter promuovere anche all'interno delle conoscenze dell'allievo. Quindi un approfondimento prima della gara dove i ragazzi hanno preparato, si sono esercitati nello svolgimento della preparazione della ricetta così come è voluto dal sindaco, un incontro con il sindaco oggi, non si conoscevano prima, la realizzazione di una coppia, la preparazione di questa ricetta, la gara e la valutazione per capire poi alla fine chi la spunterà, ma non lo sappiamo. Diciamo che forse, senza dire malevolenze, ma forse sarà più l'allievo che aiuterà il sindaco. Beh, questo non lo posso dire adesso, no? Tutti e due. Prendiamo il sindaco in scadenza di Duino, Rette. Cosa sta facendo? Qual è il piatto di oggi? Allora, il piatto di oggi sono i calamari ripieni, classica ricetta un po' del mare, diciamo che è un po' classica della nostra cultura, con un piccolo inserimento anche della cultura istriana, perciò sono una ricetta un po' che ho preso un po' dal Carso dove sono nato e un po' dalla costa istriana dove sono abbastanza specialisti in questo. C'è un momento di pausa, cosa state aspettando? No, adesso abbiamo preparato tutto, in questo momento adesso stiamo aspettando che l'olio con degli spicchi d'aglio si rosoli appena, intanto farò il ripieno nel frattempo e poi cominceremo la cottura. Bene, questa è la prima parte di 4 voti in padella, come abbiamo detto prima. Come sta l'assistente? Cosa sta facendo? Riccardo è molto attento, è bravo, mi segue molto bene. Insomma, io veramente gli auguro di lavorare, di fare questo lavoro, ma soprattutto di divertirsi, perché il lavoro quando si ama comunque è un grande divertimento. Allora, io sto notando che c'è una mescolanza in questa teglia che non è aderente, vero? No, purtroppo no, e per cui non una cuoca provetta come me ho bisogno di starci molto attenta.
La Moggia Udinese a Monfalcone, cosa preparate in rappresentanza, diciamo, della vostra comunità? Noi prepariamo l'orzotto al brovadar che è un piatto tipico non solo di Moggia, diciamo della nostra vallata, della Vallaupa, ed è un piatto che ha aiutato i nostri vecchi alla sopravvivenza, una zona povera. Il brovadar è un piatto, è un trasformato di rape macerate, assieme anche alla parte verde della rapa, da non confondere assolutamente con la brovada, che è tutt'altra cosa. E quindi questo piatto, che veniva iniziata la preparazione verso il mese di ottobre, cominciava ad essere pronto verso dicembre, gennaio, e si manteneva in queste tinozze di legno fino quasi a Pasqua, e quindi veniva prelevata una piccola parte e, diciamo, aiutava a passare l'inverno in qualche modo. Sta parlando con competenza, presumo che lei lo abbia preparato più volte allora. Ci stiamo appassionando, perché a Moggio stiamo riscoprendo questa pietanza che ormai è una tradizione che si sta perdendo. I nostri vecchi la fanno ancora, però noi vorremmo mandare avanti questa tradizione e questa cultura del nostro territorio. L'aiutante come si sta comportando? L'aiutante è bravissimo e mi dà un grandissimo sostegno, e non solo psicologico. Diciamo che piatti del genere, come lei ha detto, dovrebbero essere scoperti di più? Ma noi ci auguriamo, e devo dire la verità, noi abbiamo iniziato come comune un progetto sul brovadar 1 anno e mezzo fa, e sta riscuotendo un successo veramente gradito in tutta la popolazione. Ce l'ha accennato prima, quali sono gli ingredienti di questo piatto? Gli ingredienti dell'orzotto che preparo oggi sono il brovadar, queste rape che noi lavoriamo in modo particolare, salsiccia, vino bianco, olio, sale, pepe, un po' di brodo, ma diciamo che il piatto completo in un'ora si prepara. Quando un assessore ha le mani in pasta è la cosa migliore, vero? Sì. In che pasta stiamo mettendo le mani? Gnocchi di carote e patate. In questo caso è un piatto che a Venzone si mangia? E più che si mangia, abbiamo portato come prodotto tipico lo sclopit, che è un'erba che viene raccolta nei nostri prati, e facciamo quindi un pesto. Di solito le nonne facevano le minestre con lo sclopit o la frittata. Noi l'abbiamo rivisitato con i gnocchi. I gnocchi, quindi è una cosa particolare da una cosa tradizionale, con delle cose... E chi ha avuto questa idea? È passata in giunta? Sì, a maggioranza, anche è stata approvata. Il sindaco perché non è venuto? Altri impegni. Quindi ha mandato quella che della giunta forse era più brava in cucina? Non credo, ma l'importante è esserci, no? Anche perché questa è una farina che aspetta di essere lavorata bene, ma soprattutto in questo caso essere, come possiamo dire, rappresentanti della comunità in una cosa particolare può essere divertente. Direi proprio di sì, meritava ad esserci, anche se non sono un'ottima cuoca, ma ho una valida aiutante, devo dire. Ci stiamo confrontando. Che cosa vi state dicendo? C'è qualche suggerimento che potrebbe essere vale? Qualche trucchetto? Qualcosa ho insegnato io a lei, qualcosa ha insegnato lei a me, molto gentile, devo dire. Che trucchetto avevi fatto? Gli hai detto qualcosa di particolare? Gli ho detto come fare lo sclopito e rimanere bello verde acceso, mettendolo dopo la cottura dentro l'acqua e ghiaccio per farlo rimanere bello acceso. E come si fa? Si prende lo sclopito, lo si lascia sbollentare per 2-3 minuti e dopo lo si immerge dentro l'acqua e ghiaccio, si aspetta un po' che si raffreddi e rimane verde acceso. Ad averne di aiutanti così in giunta, vero? Non solo in giunta. Nella primavera 2012 un abbinamento bianco e bianco, ovvero i vini bianchi e gli asparagi friulani. Apre Gorizia con Bianchi in piazza. Presidente, che manifestazione è? È una manifestazione che per la prima volta dopo 6 anni riusciamo a far svolgere anche qui a Gorizia, dopo aver fatto per 6 anni Trieste, Udine e Pordenone. Ringrazio
l'amministrazione comunale che ha deciso di appoggiare questa iniziativa. È praticamente un'attività di promozione per far conoscere il nostro prodotto, che è un prodotto di qualità, che segue un marchio di certificazione e che può essere felicemente abbinato ad altre specialità friulane particolarmente accattivanti dal punto di vista culinario. Facciamo una spiegazione. Asparago del friulano è inteso come asparago di tutta la regione, questo marchio, per chi volesse averlo, vero? Sì, questo marchio, diciamo così, è di impronta regionale, quindi possono essere marchiati con questo tipo di protezione tutti gli asparagi prodotti nella nostra regione, ovviamente dai produttori che accettano di seguire un certo metodo produttivo di conservazione e di commercializzazione che è stato indicato in un disciplinare. Ma la gente si troverà innanzitutto la possibilità di degustare gli asparagi in abbinamento con altre specialità friulane, come la trota friulana, come la ricotta, e ovviamente accompagnato dai vini bianchi della nostra regione. Se io le dovessi chiedere, lei come preferisce l'asparago, proprio come persona che mangia gli asparagi? Semplicemente lessato con un velo d'olio. E un po' di uova? Sì, anche l'uovo bello sodo sta bene, un buon bianco e via.